Carnevale di Venezia quest'anno inizia il 14 febbraio, una data iconica, la festa di San Valentino, e inizia proprio da Piazza San Marco, dove sarà già operativo il palco che ci accompagnerà fino al 4 marzo a Martedì Grasso. La prima notte di Carnevale sarà dedicata agli innamorati che la sera di San Valentino potranno salire sul palco per urlare il proprio amore. D'altro canto, dal corteo acqueo sul Canal Grande al taglio della testa del toro in Piazza San Marco, dagli spettacoli d'acqua all'Arsenale a quelli delle compagnie della commedia dell'arte nei campi veneziani, fino alle sfilate dei carri allegorici in tutte le località del comune, Venezia si appresta a festeggiare un Carnevale 2025 che avrà come tema conduttore la figura di Giacomo Casanova, anzi il tempo di Casanova, il XVIII secolo. Il Settecento è stato proprio il secolo dell'arte e il secolo dello spettacolo. I teatri in Italia sono quelli che hanno avuto il massimo splendore proprio in quest'anno e il trucco settecentesco legato alla scenografia creava veramente degli spettacoli indimenticabili. Accanto al direttore artistico Massimo Checchetto c'è Silvia Zecchin, 21enne di Noale e Maria del Carnevale 2024. Sono un po' triste di dover cedere la corona, ma sono anche curiosa di scoprire chi sarà la Maria 2025. Peraltro le nuove Marie saranno per così dire adeguate al tema del Carnevale. Dovrebbero essere 12 giovani spose, angeliche, belle. A Giovedì Grasso le trasformiamo in 12 dame del Settecento, molto provocanti, molto con delle acconciature incredibili in testa e con un trucco particolare. Una manifestazione estesa e partecipata come il Carnevale di Venezia non richiede solo un grosso sforzo organizzativo dal punto di vista artistico, ma anche un'attenta pianificazione di tutto ciò che i suoi eventi comportano anche in termini di ordine pubblico. Bisogna tener conto ovviamente dei luoghi, dei meccanismi di afflusso del pubblico, della gestione anche dell'evento stesso all'interno della città.